difesa, di fatto, attenzione, Mazzon che si libera il pallone sotto Nanna, attenzione, vada via, Mazzon contro Marcello, miracolo, Ortolani, taglia Ortolani, Pires che trova il coltello, dai lati che si inserisce, verso Marchesano, grande il numero di Pires, Ortolani, non ha nemmeno protestato, Mazzon sulla sinistra, centrale! Attenzione, non lo tocca nessuno, Bebettino che centra! Adesso c'è il tiro del rimpallo per poco non finiva in porta. Adesso con Grigolon per Stettler. Attenzione, Pires vince il contrasto, Pires si allarga, poi si ferma il pallone per Bebettino! Alla rete! Benefica al topo! Bebettino! C'è il calcio d'angolo per il Pordenone e subito Ortolin meno 6:20. Avevamo detto che si era accesa la partita, alle due azioni del maestro la risposta il Pordenone, però attenzione Pires, due volte vince il contrasto, Burga Vascello, 3 contro 1, vai lati, Pires, il tiro Vascello di nuovo. Mazzon è solo contro 2, prova il destro! Non riesce a raggiungere il pallone, bravo Mazzon a controllare per Bordignon, l'1-1 sta stretto agli arancionieri per Leoca, attenzione ancora, Mazzon il numero, Vascello! Grigolon che copre il lancio di Mazzon, lui Marchesano di piede. Due belle squadre, ma anche un bel Green Project Città di Mestre che sta provando ad avere la meglio sul vice capolista del girone A di Serie 2 Elite. Noi ci vediamo dopo l'intervallo contro lo Sporting Alta Marca. Pires dalla parte opposta, Bebettino, Vascello di piede, c'è Bortolin che è solo Marchesano, il 7, Mazzon però gli porta via il pallone, Mazzon che poi ha un bellissimo, attenzione, e non è possibile, meno 13:32, attenzione, Mazzon ha provato la battuta al volo, ancora Mazzon, vai avanti, palo, contro Cruzzelli, che riprende il tempo, poi lo trattiene, l'ha trattenuto vistosamente e Grzelli è andato giù e c'è il secondo giallo di Ortolanda, ma c'era il raddoppio di un aranciονero, il tiro al palo, Ziberi dalla parte opposta, il tiro e Lancella che trova l'angolino. Angella, attenzione Gazzella alle 22 e va via per vie centrali, Marchesano, pallone indietro, Mazzon per Bordignon che sta facendo il centromolo, lo specchio, attenzione il controllo di Bortolin, Marchesano in due tempi, quindi Bebettino per Pires deve ripartire da Bordignon, 1:40, Bebettino, Burga per ricominciare Bebettino che ha il quinto di movimento, Grigolon ammonito, seconda ammonizione, espulsione a 1 minuto dalla fine e adesso vediamo, si saprà girare bene questo pallone, Bordignon, Vascello, ancora Bordignon e la rete di Bebettino, ed è giusto così.
pare che siamo rimasti un po' interdetti. Hanno portato via la vittoria, sono la vice capolista che adesso si avvicina al Petrarca, però decisamente non merita la sconfitta il Green Project Città di Mestre, non la merita assolutamente.